Noi abbiamo fortunatamente anche un traguardo volante con il posizionamento di un maxi schermo per vedere l'arrivo e tutto, e devo dire, tutta la cittadinanza sta addobbando di rosa Manzano. E stamattina venendo su proprio da voi ho scoperto cartelli nuovi che spuntano come funghi, e questo è bello perché vuol dire che la gente ha ancora voglia di fare, di far vedere bello il proprio territorio. Fortunatamente proprio passa tutto Manzano, e dunque sia le scuole che i cittadini stanno già preparando le proprie postazioni. Qualcuno mi dice anche con griglia. Epiloghiamo a questo punto anche le principali limitazioni al traffico. Il Giro d'Italia taglia in due praticamente il Friuli Venezia Giulia, perché è Certo. trasversale, dunque taglia in due. Da noi le strade sono chiuse dall'1 alle 4, e infatti abbiamo anche anticipato le scuole, l'uscita delle scuole, appunto per permettere di tornare a casa ai ragazzi e anche vedere questo giro. Io dico un po' di pazienza, purtroppo è un evento importante, un evento che coinvolge, anche perché è stratificato nella storia, tutti hanno la bicicletta, cioè è un qualcosa che coinvolge al di là dell'evento sportivo.